nostra gente. Va ora in onda Umanitaria Padana Onlus. Buongiorno, finalmente in radio. Un sacco di tempo che non rimetto piede in studio e sono veramente contento. Oggi mi sento veramente bene. Spazio mio mensile più o meno relativo appunto all'Umanitaria Padana, quindi è diciamo il weekend dove io tiro un po' le somme anche economiche. Ieri è stato fatto un direttivo importante in associazione con un check sul bilancio, con tutto quello che si fa in un'associazione di un certo livello, anche per verificare quelli che sono le problematiche, quelli che sono i progetti attivi, quelli che sono tutte le azioni che si cerca di portare avanti con tutte le difficoltà di questo periodo e tutta la poca fiducia del futuro, perché in queste ultime settimane soprattutto, ma in questi ultimi mesi si vede che c'è una governance generale, non più soltanto provinciale, regionale o nazionale, ma qui siamo fuori anche dal dalla logica in tante cose, almeno dalla logica che pensiamo noi. Perché tutto ha una logica, tutto quello che stanno facendo ha una logica. Purtroppo si vede che i valori umani sono cambiati, non lo so se sono sempre stati questi o se siamo noi che li vediamo cambiati o se sono cambiati o se stanno cambiando realmente. Il vil danaro, è quello che fa più danni della grandine, dicevano una volta. Le vecchie frasi contadine, no, che avevamo noi. Purtroppo si sta perdendo ad alcuni livelli molto alti il buon senso e il rispetto della vita umana. Perché dietro ogni decisione che viene presa, dietro a ogni bomba che viene tirata ci sono persone che ci lasciano la pelle, come potremmo essere noi o i nostri figli, i nostri parenti, i nostri amici. Noi lo sottovalutiamo un po' perché Gaza è lontana, perché l'Ucraina è lontana, perché i confini della Russia sono lontani, perché alcuni paesi africani che sono in guerra perenne, sempre per far soldi a qualcuno, ehm, soldi o strategie o 1000 altre cose che magari fatichiamo a comprendere. A me tanti anni fa, quando ero piccolino, mi avevano regalato 2 giochi che mi erano piaciuti tantissimo. Uno era il Monopoly, secondo me uno dei giochi di economia più efficaci ed efficienti che ci sono oggi sul pianeta. I bambini dovrebbero giocare a Monopoly tutti i giorni, 2 ore tutti i giorni. Diventerebbero degli economisti, soprattutto dei grandi imprenditori immobiliari. Un altro gioco era il Risico. Questi giochi ti insegnavano a fare delle cose, a conquistare, no, ma tutto finiva su quel tavolo, tutto finiva in quel gioco. Alla fine il gioco tu lo rimettevi in ordine, rimettevi tutti i carri armatini colorati, ognuno nel suo sacchettino, richiudevi la scatola, non era morto nessuno. Avevi giocato, avevi fatto un gioco non bellissimo, conquistare e distruggere non è mai una cosa bella, ma era un gioco. I giochi poi sono diventati digitali. E il gioco digitale io oggi quando vedo anche i ragazzi 12 anni, 14 anni, 16 anni, anche i maggiorenni, grandi, 25 anni, così, giocare con i vari, giochi che ci sono oggi ad altissima realtà, a realtà aumentata dicono, no, sono da parte mia che sono un tecnico, quindi io sono un tecnico e faccio simulazione ambientale, faccio tante cose che riguardano il miglioramento della vita, quindi la simulazione ambientale, le macchine per fare i test, tutto questo. Quando vedo tutte queste simulazioni con i giochi che vengono definiti gli sparatutto, okay,
vedo un addestramento io lì e fa paura vedere i ragazzini in addestramento costante, ore, 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 ore al giorno. E questa cosa dovrebbe farci pensare: perché non fanno giochi dove i ragazzi fanno cose buone, eh? Solo in pochissime nazioni al mondo questi giochi sono proibiti e gli unici giochi utili sono giochi pro, quindi insegnamento della matematica, insegnamento della fisica, premi in punteggio se raggiungi determinati livelli, determinati obiettivi, cioè lo studio costante, miglioramento e il rispetto degli altri. Ci sono dei giochi dove giochi giapponesi, un gioco giapponese mi sembra dove venivi premiato se ti comportavi bene nella tua città, tipo un SimCity, okay, ma al contrario, tipo i adesso non ho i titoli dei giochi che ci sono adesso perché veramente, li schifo molto. E queste cose sono da monitorare bene, soprattutto se avete dei figli adolescenti, così sono da monitorare bene, li stanno addestrando, inconsapevolmente. Fate attenzione, a questa cosa. Noi cosa facciamo invece al contrario? Cerchiamo di fare il gioco buono. Continuiamo, non è che cerchiamo, continuiamo a fare il gioco buono. La differenza che cos'è? Dove sta la differenza? Sta che se c'è il bilancio buono, con delle belle donazioni costanti, che c'è stato un periodo che erano calate molto, capisco il post-Covid, la sfiducia, tutti questi periodi non ti portano molto a voler guardare il bene degli altri, perché siamo talmente attenti a guardare la sopravvivenza nostra che, diventa un po' va in secondo piano un pochettino tutto il resto. E invece vi chiedo di sapete che io sono quello che batte cassa, no, quindi sono quello che una volta al mese bussa alla vostra vecchia e antica voglia di essere parte di una comunità, quindi dare una mano, ve lo chiedo anche oggi. Quindi sito internet umanitariapadana.net, c'è il tasto a destra in alto, dona ora, è un tasto rosso, non preoccupatevi a schiacciarlo, non succede nulla, non scoppia niente e non viene fatto nessun bonifico istantaneo. Si apre una meravigliosa pagina con tutte le modalità che ci sono per poterci dare una mano. Vi assicuro che oggi di richieste ne stanno arrivando tante. Ci sono i nostri programmi, ci sono le nostre azioni, ehm, diciamo quotidiane, anche se sono poi programmi che durano magari tanti mesi, durano anni in alcuni casi, e, si riesce a portarli avanti a volte accelerando perché arriva il buon periodo o come in alcuni momenti, anche questo momento non è un momento dei più "ricchi" tra virgolette, okay, dei più favorevoli, ecco, mi piace di più. Ricchi non è cosa, che ci riguarda. Periodo favorevole a, portare a compimento, portare a destinazione magari qualche obiettivo prima. E questa è una gran cosa, questa è una gran cosa. Riuscire a chiudere prima alcuni progetti, come è successo recentemente che abbiamo aiutato un ragazzo, adesso non ricordo in quale nazione, ma trovate i report, anche fuori, che noi ovviamente all'interno abbiamo le nostre chat su WhatsApp e su altri canali dove ci arrivano i messaggi, anche quelli che ci verrebbe tanta voglia di renderli pubblici, ma molte volte non ci chiedono di non farlo. È una cosa bella anche di questa associazione che tante cose vengono poi portate a report nei bilanci, vengono portate a report a report come rapporto, non a report trasmissione di Rai 3. Vengono portate a rapporto, diciamo, nei nostri bilanci, nelle nostre azioni e sono disponibili per i donatori che volessero sapere qualcosa di più. Sono disponibili come elenco nel ringraziamento che viene fatto ogni anno a tutte le persone che ci hanno dato una mano, a tutte le persone che sono nei nostri elenchi, a cui possiamo, mandare le nostre cartoline di Natale, i nostri volantini con l'elenco delle missioni concluse nell'anno in corso o nell'anno appena passato. Ricordo una volta che c'è stato un momento qualche mese fa dove,
un bimbo aveva dei seri problemi, aveva, non so se erano delle allergie o un'immunità molto bassa. In alcuni paesi, è molto difficile avere un livello di igiene altissimo, quindi un livello alto di protezione, e quindi ricordo che, ehm, sembrano cose banali per noi perché le viviamo tutti i giorni, quindi diventano cose che vanno in secondo piano. Per questa famiglia avere un nuovo muro di cinta, fatto a mattoni, fatto in un certo modo, avere, le mura intonacate, verniciate, quindi pulite, avere un bagno piastrellato con servizi igienici, una famiglia cristiana, non ricordo oggi in che paese, okay, scusatemi, mi informerò meglio, ma era una bella cosa, che per dare un piccolo esempio di quanto un piccolo gesto può diventare una cosa grandiosa. Quindi è stato praticamente costruito una zona pulita per questo bambino, per fare in modo che potesse superare il periodo che sta vivendo oggi di, probabilmente un'insufficienza immunitaria, e, dargli la possibilità di magari in futuro essere uno degli esempi, perché capita molto spesso che quando si viene aiutati, poi si diventa portavoci, inconsapevoli a volte, perché quando vieni aiutato in un certo modo, qualcosa cambia. Se la tua coscienza funziona, se il tuo chiedere aiuto è stato un chiedere aiuto sincero, l'azione successiva quasi sempre è aiutare qualcun altro, è passare il favore. È un bellissimo film, ve lo consiglio. Cercatelo, Passa il favore, è un bambino, con un progetto meraviglioso, aiutare 1 a 3. È un bel film anche quello. Grandi esempi, grandi esempi di solidarietà e aiuto agli altri. Aiuto, incondizionato e senza secondo fine, quindi giustamente. L'unico secondo fine che ci può essere è quello di, appunto, passare questo favore, quindi essere aiutato deve portarti a aiutare poi, perché se hai provato la gioia e la bellezza della solidarietà, la potenza della solidarietà vera, riesci poi a trasformare questa nuova energia, questa nuova azione in qualcosa di molto buono. Queste persone sono poi quelle che aiuteranno altri. Magari sono persone che poi ci chiederanno aiuto per altre persone o per altri progetti, sapendo che, quello che noi abbiamo detto lo abbiamo fatto. Questa è un'altra grande differenza. Umanitaria Padana utilizza il 100% non si può mai dirlo, perché sarebbe falso. Utilizza, io penso, oltre il 90% di quello che viene raccolto, per portarlo nelle missioni. Quindi quando voi date, 100 €, sapete che almeno 90 di questi euro sono destinati alle 90 o 95 forse anche, perché ovvio le spese di ufficio ci sono, qualche tassa da pagare c'è, qualche IVA da pagare c'è, qualche, commercialista, e qualche, diciamo i costi tirati all'osso, perché molte volte poi troviamo il commercialista o l'avvocato che ci fa la pratica come donazione. Troviamo il trasporto per una missione magari che andiamo a portare, dove andiamo a portare dei beni, ehm, non necessariamente all'estero, ma magari anche nelle zone terremotate o nelle zone alluvionate, quindi il trasporto ci viene parzialmente donato, quindi una piccola spesa c'è, ma non è quella intera quindi riusciamo a fare delle belle cose e riusciamo a utilizzare veramente le risorse che ci vengono donate per mantenere la promessa, mantenere la parola, mantenere il progetto. Quindi la domanda che io faccio a voi che ci state ascoltando è: metteteci alla pro anzi, una domanda, la frase che io posso dire è: metteteci alla prova, se non ci conoscete ancora. Metteteci alla prova, ma entrate sul sito internet, tanto dal telefonino, dallo smartphone o dal computer potete farlo, umanitariapadana.net. Entrate, scegliete il tipo di donazione che volete fare, nella causale scrivete, tranquillamente
so che state facendo queste tipo di operazioni, a me interessa aiutare, faccio l'esempio, scusate ho toccato il microfono, sì, io da buon milanese quando parlo mi agito, se mi legassero le mani smetterei di parlare. Faccio fatica a stare fermo. Ehm quindi potete anche scrivere: "So che, state seguendo un progetto sugli alluvionati dell'Emilia, oppure state comunque dando una mano ancora ai terremotati di Amatrice", perché molte volte capita che finché ci sono i riflettori, ci sono tanti che vanno lì a fare gli show, quando le luci si spengono, no, quando le luci si spengono e le telecamere se ne vanno, rimangono le macerie recintate e l'umanitaria padana ONUS che va avanti e indietro coi camion a portare aiuti, perché si sono liberate le strade, no, dalle telecamere, dai fari, dalle luci, da tutte le finte operazioni che vengono purtroppo molte volte fatte. Noi lì siamo molto bravi, quando nessuno più guarda quei luoghi, noi riusciamo a trovare le linee telefoniche libere con i punti di riferimento in quella zona. Riusciamo a costruire veramente un qualcosa di buono per queste persone, ehm, possiamo dire di tornare ad essere gli angeli degli angeli, come ci definirono, le associazioni di Amatrice quando portammo giù, gli aiuti qualche anno fa, dopo il terremoto e dopo il primo post terremoto, quindi quando un po' erano scemate le visite dei vari politici che andavano là a fare il teatrino. Lì si lavora bene, perché le persone hanno capito purtroppo vivono la delusione di quelli che hanno promesso e non fanno nulla, brutta cosa. Sarebbe meglio dire: "Guardate, non posso fare 100, possiamo fare 10, poi magari riesci a fare 11 e allora sei un grande". Ma andare là a promettere 100 e poi non farsi più vedere non è una bella cosa, soprattutto quando le persone hanno perso tutto, c'hanno al posto di una casa magari un cumulo di macerie che molte in molti casi non potevano neanche togliere, per poter ricostruire anche avendo i soldi, perché? Perché erano rifiuti speciali sotto una calamità naturale, sotto tante cose e ancora oggi forse ci sono alcune aree che non sono ancora state liberate per poter costruire. La sana marcia burocrazia in alcune aree porta veramente danni pesantissimi. Cosa facciamo noi? Noi chiediamo cosa serve. Wow, grande differenza. Non andiamo a fare i portatori di pace, non andiamo a fare i portatori di democrazia. Noi facciamo una chiamata prima e diciamo: "Ciao, vogliamo aiutarvi sappiamo che avete bisogno di aiuto. Cosa vi serve?" E allora queste persone cominciano a dire: Non venire giù con 50 container abitativi che non abbiamo, cioè c'è il fango, andrebbero nel fango e non ci arriverebbe nessuno. Portateci magari 4 biciclette, non elettriche perché non sapremo dove ricaricarle, 4 biciclette normalissime dove si pedala come alla vecchia maniera, no, come nel dopoguerra qui. Solo le persone che hanno vissuto il dopoguerra, la ricostruzione, sanno di cosa sto parlando, quindi il fatto di dover e voler ricominciare, quindi si ricomincia dalla base, quindi la biciclettina, la bicicletta, il carrettino, tutto quello che serve per potersi intanto muovere, poter allargare il cerchio del proprio lavoro, del proprio aiuto. Quindi con quello si fa il primo step. Col primo step si riescono a dare magari un paio di generatori per mettere un tendone, per fare riunire un po' la comunità, per farli ritrovare tutti insieme, fare in modo che ritornino a guardarsi in faccia, che riparta la fiducia nella comunità, che è la loro, magari di 20 persone, 30 persone, per lo più magari persone anziane, quindi che non sono completamente utili per una ricostruzione, ma che però fanno un grande lavoro. Magari curano i bambini, danno una mano a curare i bambini delle persone che possono andare invece a lavorare, che hanno così più tempo per fare. Quindi si innescano tutti questi tutto questo bene, ecco, diciamo così. Si innesca tutto questo bene, tutta questa positività che porta al risveglio, alla ricostruzione, al ritorno alla gioia, a rivedere sorrisi, a rivedere persone che hanno fiducia,
in qualcosa che potrebbe cambiare, non tornerà più come prima, ma magari potrà essere meglio. Quindi noi siamo magari il semino in alcuni casi. Non riusciamo a ricostruire un paese, ma riusciamo a essere il semino che dal -1000 riporta tutto a 0. Riportando tutto a 0 c'è solo da fare i primi passi, no, anche come dicevano grandi filosofi, qualsiasi viaggio di 1000 chilometri parte sempre da o di miglia, di milioni o di chilometri, parte sempre dal primo passo. 1 metro, 1 centimetro, un'azione, quindi una cosa positiva. Questa cosa positiva è darci un supporto. Il supporto logistico, quindi venendo in associazione a darci una mano, il supporto economico, perché è molto veloce, è immediato, quindi arriva velocemente a noi e noi possiamo destinare ho toccato ancora il microfono, scusate. Non riesco a stare fermo, che ci posso fare? Quindi il supporto economico è importantissimo perché ci permette di andare a destinazione dove volete voi, dove ci chiedete: "Io do questi fondi per questa missione", oppure "Do questi fondi perché mi fido di voi". E questo è un doppio aiuto. 1 dimostra e dà un grande stipendio ai nostri volontari che non finirò mai di ringraziare. Anche ieri, nonostante la giornata di sole, erano io purtroppo non c'ero perché ero in un cantiere, ma erano tutti riuniti a portare avanti, io le chiamo le scartoffie a volte, no, la parte burocratica. Qui Sara e l'ufficio sono i maestri o le i maestri di questa parte che è veramente insopportabile molte volte quando si fa volontariato, ma è fondamentale per poter dimostrare quello che stiamo facendo e per poterlo fare tra l'altro nei termini legali, nel modo giusto, nel modo corretto, senza sbagliare nulla. Quindi i direttivi con tutte le persone, con tutto quello che serve, le votazioni, le decisioni da prendere, tutto condiviso, tutto bellissimo. Tutto benissimo, quindi un ringraziamento prima di tutto va dato a sì, a voi volontari che ci date, un supporto grandioso, ai soci dell'associazione che non mollano mai ed è una grandissima cosa, hanno una grande responsabilità e, soprattutto ai, donatori, le persone che ci danno la possibilità di portare avanti questi progetti, la possibilità di creare questo bene, contagioso. Ci crediamo davvero, eh. Noi crediamo davvero che il bene sia più contagioso di tanto schifo che vediamo oggi in tutti i telegiornali, in tutti i canali, in tutti i media, quasi tutti i media. Dobbiamo un po' ricominciare a cercare le notizie, guardate che le notizie buone ci sono. Fanno più audience, omicidi, rapimenti, bombe, bombardamenti, quello è quello che serve di più oggi per chiudervi in casa. Per chiudervi in casa, per fermarvi, per non farvi portare avanti i progetti, per demoralizzarvi. Non cadete in questo turbine, statene fuori. Cercate le notizie, cercate anche le notizie buone, perché mentre c'è chi sta distruggendo, c'è anche chi sta costruendo, c'è anche chi sta sistemando, c'è anche chi sta dando aiuti, come noi e come tante altre associazioni. Quindi dateci una mano, metteteci alla prova, mh? Anche adesso potete fare una donazione istantanea, così domani, nei prossimi giorni l'ufficio mi dice: "Uè, la tua trasmissione funziona. La diretta che fai tu funziona e ci ha portato un incremento di X", perché ormai è tutto monitorato, si riesce a vedere tutto velocemente. Quindi quello che io posso chiedere oggi ai nostri radioascoltatori è di fare una piccola o grande o grandissima, perché no, donazione. Il parametro è sempre il vostro ovviamente, perché per una persona può essere una grande donazione 5 €, per un'altra persona può essere un caffè 1000 €. Pensate a quella persona che si sta sposando e si è noleggiato Venezia per un fine settimana per il suo matrimonio. Per lui una donazione è niente. So che ha fatto molte donazioni nelle associazioni veneziane, spero che vengano usati bene quei fondi.
Ehm, okay, 2 minuti. Ultimi 2 minuti. Che bello, son tornato in radio, mi fa piacere davvero, tornare a fare le trasmissioni qui. Adesso ci siamo messi siamo risintonizzati anche per le volte che io sarò via, che sarò all'estero, e sarà un piacere davvero tornare qui un po' più spesso. Prima era il mio sabato o la mia domenica, le mie ore di radio erano qui. Un piacere sempre fare la trasmissione per Umanitaria Padana Onlus, ODV, Onlus, ODV, non so, stanno cambiando un po' le cose, ma Umanitaria Padana è sempre Umanitaria Padana. Un grazie ancora a voi che ci farete una donazione, e un abbraccio fortissimo a tutti i volontari, i soci, perché non ve lo diciamo molto spesso, forse non ve lo dico io molto spesso, siete meravigliosi. Siete tutte persone meravigliose. Con questo vi saluto e ci sentiamo alla prossima, tra un mesetto circa. Avete ascoltato Umanità